Sono uno dei 7 procuratori che hanno il compito di custodire e valorizzare la Basilica di San Marco, il campanile e i beni pertinenziali circostanti. I colleghi mi hanno eletto primo procuratore, il Ministro ha confermato con decreto che mi è arrivato proprio oggi, e quindi ho il compito di rappresentare l'ente e di coordinare il lavoro di questo organo collegiale che deve assumere decisioni importanti e che si riunisce molto spesso. È composto da 7 persone, oltre a me c'è anche un ex ministro, ci sono molte personalità autorevoli in Italia e in Venezia e non soltanto a Venezia. Il nostro compito, che è un servizio gratuito, è di assumere tutte le decisioni sia per i restauri e sia per la custodia e la vigilanza della Basilica e per la sua valorizzazione. E è un compito impegnativo, abbiamo con noi però circa 60 collaboratori bravissimi e con loro cerchiamo di vincere questa sfida su tutti i versanti, anche lavori di restauro, ma anche non solo. Pensate solo ai 3 milioni di turisti che passano, quindi è un bel impegno garantire la sicurezza, il flusso regolare e anche evitare che ci siano danni, ovviamente con questa pressione di visitatori, danni alla Chiesa. Io avevo fatto un'esperienza di 3 anni in precedenza come procuratore accanto a dei colleghi, adesso mi hanno chiamato questa maggiore responsabilità di primo procuratore. Farò del mio meglio perché mi rendo conto dell'onore che mi hanno fatto nominandomi con decreto del ministro primo procuratore, ma anche con tutto l'entusiasmo di chi sa che ha un'occasione nella vita per pensare al futuro, perché quel bene lo tuteliamo, lo amministriamo pensando ai figli dei nostri figli a 1000 anni, e ci è chiesto di aiutarlo ad avere molti altri 1000 anni. E quindi è un'avventura intellettuale e anche morale molto impegnativa, alla quale dedichiamo tutte le nostre esperienze e competenze. Per fortuna sono circondato da molte persone esperte e quindi condividiamo tutte le decisioni con loro. I danni dell'alluvione del 2019 sono stati tremendi perché l'acqua è entrata in grande quantità nella Basilica, in modo particolare nell'Artece, che è la parte anteriore più bassa, e ovviamente nella Basilica. L'acqua salsa è rimasta ferma molto tempo e ha impregnato i marmi e mosaici. La prima sfida è stata quella di rimediare questi danni. Ci stiamo riuscendo, è una battaglia che stiamo per vincere perché abbiamo in corso un grande appalto che vale oltre 3 milioni di euro. Siamo oltre metà e l'anno prossimo dovremo concluderlo. Con questo riportiamo l'antico splendore in Artece, l'altare del Santissimo Sacramento, la cripta, e quindi tentiamo di risanare completamente l'interno della Basilica. È un lavoro che richiede molte competenze tecniche perché si tratta di intervenire su mosaici che hanno 1000 anni, su marmi antichi, su strutture in piombo colate nel Medioevo, però abbiamo specialisti bravissimi, abbiamo delle imprese che hanno vinto delle gare regolarmente messe a bando e che si stanno adoperando sotto la direzione del nostro proto Mario Piana, che è l'architetto capo della Basilica, grande esperto di restauri, e quindi direi che nel 2025 potremmo dire abbiamo vinto la battaglia contro l'acqua grande. Però questo è stato possibile anche perché abbiamo fermato nuove alluvioni. Davanti alla Basilica tutti vedono una barriera, quella barriera l'abbiamo progettata noi, l'ha realizzata il Ministero delle Infrastrutture, al quale siamo grati, a spese dello Stato. Adesso ci siamo offerti di movimentarla, di tenerla pulita, di collaborare con lo Stato, e quando c'è stata qualche altra alluvione non grave come quella del 19, ma in qualche caso comunque tale da lasciare entrare acqua in Basilica,
l'abbiamo fermata con la barriera. Quindi la barriera funziona, ha messo in sicurezza la Basilica a prescindere dal Mose, e stiamo con il nostro impegno anche finanziario proteggendo la Basilica anche sul retro, evitando che l'acqua entri dalla Rio Canonica sul retro della Basilica, che entri nelle parti basse e entri in cripta. Per cui direi che abbiamo fatto la nostra parte per metterla in sicurezza su questo versante. Adesso partirà dal 7 gennaio un nuovo cantiere sul tetto, che dobbiamo anche difenderla non solo di lato, davanti e dietro, ma anche dall'alto, dalle infiltrazioni d'acqua dentro le falde del tetto che hanno un supporto ligneo importante. Chiediamo pazienza a tutti coloro che verranno in piazza San Marco. Partirà questo cantiere, ma grazie a questo sarà in sicurezza anche il tetto. Quindi tutto quello che possiamo fare lo stiamo facendo e devo dire che ne siamo anche orgogliosi. Abbiamo davanti 3 anni di lavoro. Partiamo subito. Abbiamo già non solo molti sogni nel cassetto, ma anche molte proposte pronte. Dobbiamo pensare a rinnovare l'illuminazione della Basilica. Abbiamo un'illuminazione bellissima ma datata, 30 anni. Dobbiamo rinnovarla e deve adeguarsi anche alla lettura artistica e spirituale della Chiesa. Questa è una grande sfida che stiamo per affrontare. Dobbiamo anche riuscire a esporre, a far vedere a tutti dei tesori che sono nascosti, perché non tutto oggi è godibile dal visitatore, dal fedele. Vorremmo che la bellezza fosse un patrimonio di tutti, che fosse, come la chiamo io, democratica, che la bellezza appartiene all'umanità e noi dobbiamo custodirla ma anche farla vedere. Abbiamo anche degli altri sogni su cui stiamo lavorando, posso raccontarne uno fra i tanti, ed è che abbiamo scoperto che l'Istituto Italiano di Tecnologia ha a Mestre un laboratorio di ricerca con 35 ricercatori giovani e bravissimi, specializzati in nuove tecnologie per la conservazione dei beni culturali. Stiamo preparando un protocollo di intesa con loro perché vogliamo che tutti questi giovani specialisti diano un contributo insieme a noi alla Basilica. Quindi vogliamo che sia protetta non solo con la tradizione, con i mezzi tradizionali, ma anche con l'aiuto delle nuove tecnologie, e mobilitiamo quindi questi giovani ricercatori perché anche loro siano il futuro della Basilica di San Marco.